Il tempo stringe, manca sempre meno al 4 novembre, giorno in cui scade il termine per le candidature a un concorso pubblico indetto dall'INPS per l'assunzione a tempo indeterminato di medici. Sono 1069 posti in tutta Italia, ma in Veneto, sui relativi 64 posti disponibili, sono giunte finora solo un terzo delle domande. Ed è un problema concreto non avere un numero sufficiente di medici di prima fascia funzionale per le visite mediche e gli accertamenti legati alle indennità. La riforma prevede un accertamento che deve essere fatto sostanzialmente prevalentemente in presenza, con una visita accertata, con nuovi requisiti e nuovi criteri rispetto a quelli esistenti. Per fare questo ci vogliono i medici. In INPS abbiamo un terzo dei medici che servirebbero, abbiamo messo a bando a livello nazionale un concorso importante di oltre 1000 medici in tutta Italia, 64 per il Veneto. Lunedì 4 novembre scade il termine per fare le domande e le domande non sono per il momento sufficienti per coprire tutti i posti, quindi diciamo, il mio auspicio è che ci possano essere domande almeno in maniera significativa a poter garantire questi diritti. Ecco, se non ci sono domande sufficienti, o meglio, dicevo prima, i medici sono 64, ma se ce ne sono solo un terzo, che succede? Allora, dato che siamo in Veneto e in Veneto tendenzialmente se c'è un problema lo risolveremo come lo stiamo facendo adesso. Anche a fronte di un terzo dei medici stiamo ovviamente gestendo i servizi e vengono garantiti, quindi continueremo a farlo. È chiaro che si chiede uno sforzo ulteriore ai dipendenti e ai professionisti che operano in questo settore. Nel momento in cui si chiede uno sforzo, io ritengo che lo si possa chiedere per un periodo limitato, per alcuni mesi, per alcuni anni, ma non all'infinito, quindi l'auspicio è che appunto questi medici ci siano. Rischiano di saltare gli accertamenti in pratica. Ma al momento così non è e quindi io sono convinto che non sarà, proprio perché l'organizzazione l'abbiamo mantenuta anche a livello regionale, quindi laddove un centro medico legale, quindi una realtà provinciale fosse in difficoltà maggiore di medici, abbiamo collaborato in sussidiarietà proprio per garantire anche attraverso accertamenti agli atti o attraverso missioni, quindi trasferimento dei medici in altre realtà provinciali proprio a garantire questo. Quindi io sono convinto che si riuscirà, è ovvio che bisogna però anche comunicare che c'è una preoccupazione, a questa preoccupazione dobbiamo dare delle risposte.